Buonasera a tutti. Io sono contento di essere stato preceduto da tecnici sicuramente che hanno molta più esperienza di me. Io nonostante l'età mi sono trovato 4 anni fa, io sono molto franco, allora vi dico, alleno Emma Girardello, una velocista, che anche qui ci sarebbe, sulla velocista ci sarebbe da dire. Comunque, mi sono trovato, mi sono trovato proprio per una pura coincidenza, al momento giusto, al posto giusto, non so come dire, non sto qua a spiegarvi. L'esperienza però con un primo anno allieva, non ho mai avuto esperienze di questo tipo, sono stato catapultato proprio da attività promozionale fino ai ragazzi. Mi sono trovato questo veramente, posso dire, un cavallo di razza, scusate il termine. Io sono ben contento di aver fatto determinate scelte, soprattutto la prima cosa che ho fatto, e non me ne vergogno tra virgolette a dirlo, è subito di aver cercato di confrontarmi con i miei referenti regionali della velocità, tra cui anche Michele, per vedere un attimo se le idee che io insomma avevo, tra virgolette, un po' potevano corrispondere. Volevo vedere un attimo, soprattutto perché la ragazza, anche se è proprio un dono della natura, sembra nata per correre, però volevo un attimo far presente che stiamo parlando di velocità, ma questa ragazza veniva da categorie giovanili dove praticamente tutte le campestri le vinceva, i 1000, stiamo parlando di categorie ragazzi, insomma non aveva problemi, anzi stiamo parlando a livello regionale. E mi ricordo un episodio, categoria ragazzi, io insomma non allenavo, però facevo parte sempre in ambito societario, che a un certo punto, mi ricordo a Vicenza, campionati ragazzi, dovevamo organizzare insomma tutte la varia formazione, e a un certo punto, io mi ricordo in particolare, ma ho sentito, io mi sono stancata di fare questi 1000 non è, la ragazza è molto umile, non è che l'abbia detto voglio provare a fare i 60, il che mise un po' in qualcuno dentro, diciamo, in società, dice no, ma qua è un primo posto garantito nei 1000. Io mi ricordo che mi sono battuto per permettere alla ragazza di fare questi 60, di fare questa velocità, e se non erro li vinse, oppure un secondo posto anche dignitoso. E diciamo, non dico che da lì iniziò a fare la velocità, però cos'è che volevo dire? Mi sono trovato a fare delle scelte molto precise, che mi sono costate anche critiche, mi sono costate anche diverse critiche. Allora, prima cosa, lei era molto carente a livello anche di capacità coordinative, cioè andature proprio, faceva fatica a mettere assieme anche un semplice skip, per dirti, Vincenzo, visto che parliamo spesso ultimamente di skip. E quindi mi sono messo a lavorare molto sulla tecnica, di nuovo, cioè nature tecniche, ma in particolare cercare di capire qual era la tecnica giusta, andando in giro proprio sul campo, ovviamente all'inizio soprattutto a livello veneto, perché Rovigo-Padova non è molto lontana, e quindi puntando soprattutto capacità coordinative a livello condizionale. Ok, lei è molto portata per la corsa, come ho sentito io, ecco, una cosa, non spezzo una lancia, non c'è una provocazione. Io spesso, quando vado in giro a sentire tutti parlano di potenza aerobica, e sono d'accordissimo su questo, però non faccio fatica a capire
cioè non credo a certe cose che alcuni tecnici, non sto parlando di questi dei miei colleghi, però vedo spesso quando ho cominciato a calcare più a livello nazionale anche a Formia, quell'annata storica, cioè mitica, in cui Emma nel 2015, allora nel 2014 piano piano ho cercato un po' di costruire tecnicamente la ragazza e l'ho presa in mano a marzo, era un po' tardi, cioè, voglio dire, ormai tutta la stagione invernale era persa per vari motivi, non certo per motivi miei. E il 2015, che avevamo incominciato un po' a interagire, cioè, la ragazza è una che ti dice, parla molto con il suo tecnico, che ti dice guarda sì, questa esercitazione la sento molto, mi fa molto bene, questo tipo di esercizio, altre, con questo non vuol dire che è lei che mi detta tabelle di allenamenti, però c'è un dialogo continuo che mi ha fatto crescere sia con l'atleta, ma anche questo rapporto con i tecnici, cioè io mi sono sempre confrontato, qualcuno mi ricordo, ma io ho alzato le spalle, mi fa, ma tu ti fai fare i programmi no, ho detto, andare a confrontarmi con i miei tecnici, i miei referenti che hanno più esperienza, d'altronde ne abbiamo appena parlato anche, non vuol dire che vado a farmi i programmi, io ho le mie idee, le porto avanti, cerco un attimo di capire un attimo quali possono essere esercizi per migliorare questa ragazza che già di suo tecnicamente un po' alla volta sono riuscita a farla crescere. Nel 2015, cioè un anno dopo che qualcuno ha detto che mi sembra il collega Uguagliatti, e sono d'accordissimo sul fatto che se uno ha un dono della natura non è che il tecnico, io infatti ho sempre detto quando qualcuno mi faceva i complimenti, ma sì dai, l'1%, sarà l'1% merito mio forse, ho capito, è tutto della ragazza, dei genitori, della genetica, però ecco, mi ricordo il 2015 ho avuto praticamente ogni gara che faceva era un personale, c'è stata una crescita continua ma senza esasperare, l'ho sempre accompagnata in modo più naturale possibile. Qualcuno ha parlato di lattacidi, i lattacidi, lei quando sente parlare di lattacidi si mette a ridere perché sa benissimo che abbiamo fatto delle scelte proprio sulla velocità breve, anche se lei ha delle idee, sentito Vincenzo quali sono le idee sue, però penso che ormai le abbia messe nel cassetto, cioè lei ha sempre avuto il sogno degli 8, cioè, quindi stiamo parlando di una che fa 100 metri e mi è capitato qualche volta, io l'ho anche accontentata, cioè stiamo parlando del secondo anno allieve, non è che stiamo parlando di piccolo. Dopo c'era anche un 8, un'ora dopo, 3/4 d'ora dopo, ho detto, ma non vedo perché non accontentarla, fargli fare un 8 senza conoscere i ritmi e ovviamente senza essere preparati, in 2:19, insomma, così buttato lì non è da buttare via. E a quell'anno in cui praticamente, sì, adesso non vi rubo tanto, la mia era solo un'esperienza per farvi capire che io non ho mai avuto problemi di confrontarmi, di andare di chiedere collaborazioni, tu mi conosci, si sente, ma direttamente sul campo, visto Rovigo-Padova non è lontana. Quel mitico, dico io mitico, 2015, quando alla finale di Milano allievi, sì, praticamente Zainab Dosso dopo la semifinale, già col cellulare guardavo così ogni tanto Atletica Live, ha messo in chiaro chi sarà la vittoria questa sera, insomma non ha rivali. Io così mi sono permesso dopo la semifinale di dire ma stiamo a vedere, proprio perché vedevo la ragazza come era in palla, come stava correndo molto bene anche tecnicamente. E infatti al photo finish 11:75, questa terza prestazione italiana di tutti i tempi, no? Che qualcuno enfatizzava, ma abbiamo sempre detto guarda che l'atletica che stai facendo non è ancora l'atletica questa, cioè,
lei sa benissimo, e anch'io, che abbiamo giocato all'atletica. Ho cercato un attimo, forse a torto, non lo so, se avrò ragione di non forzare le varie tappe, diciamo, evolutive, chiamiamole così, di accompagnarle in modo naturale soprattutto io avevo un obiettivo del rapporto al secondo anno junior, dopo purtroppo ci sono stati problemi fisici non dipendenti da... insomma non sto qui a spiegare, per cure varie a cui ho dovuto sottoporsi, e insomma sono stati anni anche per me difficili, cioè aspettavo questi momenti dopo un'escalation, cioè scusate, dopo questi momenti, e sono contento sì, di averla portata di nuovo con la voglia adesso, questi 2 anni, ecco, aver voglia di mi ha detto io voglio mettercela tutta in quest'anno promesse, perché non sono una che vuol vivacchiare di atletica, mi ha detto o vado forte, se no per me non rimango lì 25 anni, 26, questo lei ha le idee molto chiare, sì, e nonostante tutto diciamo che dimentico anche il 2016 quando ha vinto il titolo italiano indoor nei 60, che io mi permettevo di dire che ha, aiutami un attimo, adesso mi sfugge, non la progressione, il lanciato, mi permettevo di dire che riesce a sviluppare il lanciato nei 60 metri, che è un po' difficile, però ha delle capacità naturali. Stiamo un attimo a vedere se l'obiettivo, che è quello di portarla ai 19 anni, diciamo, non sfinita di allenamenti, come volevo dire 2 cose tecniche che sicuramente qualcuno, però chiedo magari qualcuno più esperto. Salita, la salita sappiamo la facciamo d'inverno, ok? Forse te l'ho detto anche. Io ho trovato beneficio, forse qualcuno mi dirà ma questo è pazzo, una settimana prima i tempi di contatto si allungano, ma forse questa forza speciale, una settimana prima di Milano ha fatto una delle, ma non che veniva dall'inverno, abbiamo mantenuto costantemente una seduta di salita. E volevo chiudere, ecco, dopo sicuramente le critiche che magari potrò ricevere, e anche della potenza aerobica vicina a certe gare importanti, perché la ragazza mi diceva che ne sentiva il bisogno per poter sviluppare anche la corsa veloce, ecco. Tutto qua, questa è la mia breve esperienza da 52 anni, però ecco solo 4 anni con questa ragazza, insomma, dalle doti notevoli. Grazie. Grazie a Domenico, ha toccato diversi aspetti, diciamo quello più importante riguarda il dialogo tra i tecnici. L'aveva già toccato Francesco prima questo argomento, lo ritengo decisivo nell'atletica di oggi, non c'è più il dialogo, il confronto che c'era prima. Baruffe dice Michele. Il secondo aspetto importante, e poi passiamo al prossimo, è che è più un consiglio che gli do. Lui ha parlato che la ragazza, me l'ha detto pure oggi a me, il mio sogno è correre gli 800, non è che è impazzita, faceva 3.02 da ragazza nei 1000, è andata al photo finish nel campionato italiano sui 100 metri, il consiglio è che però devono decidere rapidamente se fare i 100 e gli 800, perché le 2 distanze non sono proprio confinanti.